Buongiorno a tutti, iniziamo con la Santa Messa questa cerimonia. Ecco la Messa. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che ci raduna in questo giorno di festa sia con tutti voi. Con il tuo Spirito. La Santa Messa in occasione della solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, in cui ricordiamo anche il ritrovamento della statua della Madonna del Piave quest'oggi, è presieduta dal vicario generale della nostra diocesi di Padova, Monsignor Giuliano Zatti. Ecco, lo accogliamo tra di noi e chiediamo la grazia che la sua presenza ci aiuti a incontrare il Signore in questo giorno di festa, per intercessione della Beata Vergine Maria, di fare esperienza della sua presenza e di ritrovarci come comunità che prega, come comunità che cammina insieme con la Vergine Maria. Vi diamo il benvenuto perché, come ricordava Don Gabriele, siamo nella diocesi di Padova, ma siamo anche in una zona di confine, per cui province, gruppi, storie, vicende e volti si confondono e si mettono assieme. Perlomeno si sostengono questa mattina nella preghiera e anche nella giornata di festa che andiamo ad iniziare. Allora presentiamo al Signore il nostro essere qui, le nostre provenienze, i luoghi da cui siamo arrivati, le nostre famiglie, i nostri motivi di distrazione, i nostri dispiaceri. Vogliamo essere preghiera convinta al Signore in questo cuore dell'estate anche per invocare il dono della pace. Non è mai una preghiera sufficiente quella che presentiamo al Signore per la pace. E allora, oltre al nostro motivo di gratitudine, vogliamo insieme chiedere anche il suo perdono. Signore, tu sei la via che riconduce al Padre. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, sei la verità che illumina i popoli. Christe eleison. Christe eleison. Signore, sei la vita che rinnova il mondo. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. E oggi, come sapete, celebriamo la solennità liturgica dell'Assunzione di Maria. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima la Vergine Maria, madre del tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta
e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava 1/3 delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udii una voce potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: risplende la regina, Signore, alla tua destra. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Figlie di re, fra le tue predilette, alla tua destra sta la regina, in mori di Ofir. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa del tuo padre. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Il re è invaghito della tua bellezza e lui, il tuo Signore, rendegli omaggio. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Dietro a lei le vergini, sue compagne, condotte in gloria ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti, perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la sua risurrezione dai morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Maria è assunta in cielo, esultano le schiere degli angeli. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo
ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Ricordavamo all'inizio che siamo qui da tanti posti diversi, da tante provenienze, si confondono le diocesi e le province, ma insomma sono molto comuni le storie che ci riguardano. Sabato personalmente ero presente ad Enego, a un'altra ricorrenza, altro luogo, altra provincia, ma stesse vicende, perché poi di fatto siamo sempre nel contesto, nel perimetro della Prima Guerra Mondiale, anche se noi siamo qui oggi non per celebrare tanto la Prima Guerra Mondiale, quanto perché Maria ci mette insieme in questa porzione di territorio, nella festa dell'Assunzione di Maria, colei che oggi in questo posto in particolare ricordiamo come la Madonna del Piave. E allora, se permettete, siccome è lei un po' la protagonista anche delle letture che abbiamo ascoltate, risparmiamo la prima e la seconda che sono un po' complesse, ma ci fermiamo sul Magnificat, sul Vangelo, che invece è molto più pertinente e scritto quasi apposta per noi. E cosa diceva il Vangelo? Diceva di Maria che è giovane, che è leggera, che corre verso la più anziana Elisabetta, la parente, e se le donne sono tutte benedette, dice Elisabetta a Maria, tu sei benedetta più di tutte le altre. E sembra che danzino Maria ed Elisabetta nella fretta, nello stupore, nell'abbraccio che si danno. E in fondo nel loro ventre, nella loro pancia, c'è tutta la storia dell'antico Israele, ma c'è anche la profezia di ciò che sarebbe stato e in fondo anche di noi. E Maria corre, dice il testo, corre verso Elisabetta, generosa, e dopo di lei i Vangeli ci avrebbero ricordato che è importante correre verso Gesù, per stare dove è Lui e per compiere quanto gli è gradito. E questi discorsi è importante che ce li facciamo sempre, in qualunque stagione, in qualunque geografia, in qualunque punto dell'anno. E Maria canta, e abbiamo sentito queste parole, diverse di noi sicuramente le conoscono anche a memoria: l'anima mia magnifica il Signore. Detto in altro modo, io cerco nel cuore le parole più belle per il mio Dio. Cerco le parole più belle, le parole migliori che ho, sembra dire Maria, e siamo proprio all'inizio del Vangelo di Luca, e attraverso Maria questo incontro tra donne diventa una musica. Maria ha appena sentito dire a Elisabetta: tu sei la più bella, la più benedetta tra le donne. Qualche tempo prima Maria si era sentita dire dall'angelo: non avere paura, perché Dio ti ha voluta, ti ha cercata, ti ha vestita di grazia, tu piaci a Dio. E quindi non mancano di certo i motivi a Maria per lodare Dio. E quindi Maria dice, appunto, come ci ricorda il testo: Signore, ti dico grande perché
perché in me fai cose nuove, anche se non me le aspettavo, perché non è mai mancata la tua attenzione al mio popolo, che è l'antico popolo di Israele, e ti ringrazio, ti dico grande, perché tu sei sempre fedele alle tue promesse, anche se noi ci dimentichiamo di te, e tu ribalti anche le nostre pretese, come dice proprio il testo del Magnificat. La mia anima, Dio, ti dice grande. Però Maria qui ci presta le parole, perché mi verrebbe da dire che la gioia di Maria è anche la gioia nostra, la gioia della Chiesa che viene visitata da Maria. Però io vi suggerisco questa cosa, magari concretamente non riusciamo a farlo, ma se noi avessimo in mano un pezzo di carta, se avessimo in mano una penna e provassimo a mettere per iscritto i motivi per cui lodare Dio, riusciremmo a scrivere qualcosa. Ma non è per me. Ma qui oggi io sono venuto per un altro motivo, ma io in questo momento ho in mente altre cose, tutto legittimo. Ma se in questo momento, ripeto, avessimo un pezzo di carta e una penna, una matita, riusciremmo a scrivere: Signore, ti dico grazie perché, Signore, ti magnifico perché. In fondo ci vogliono parole che siano anche nostre, sapendo che se io non ho parole, le parole possono avere gli altri. E allora la fede di tutti sostiene tutti. Anche quando sembra che manchino i motivi per benedire Dio, cosa me ne faccio di Dio? Se anche non avessimo motivi per magnificare Dio, sicuramente la fede degli altri ci sostiene e ci presta le parole della festa e della fiducia. Però va anche detta un'altra cosa, perché Maria esalta Dio e a un certo punto dice che Dio ribalta le aspettative degli uomini, li confonde nei loro pensieri e nelle loro pretese. E allora dire queste parole, essere qui anche oggi, se volete, è anche un esercizio di responsabilità, perché non si loda Dio, non si magnifica Dio dimenticando la realtà, dimenticando tutto e dimenticando tutti. E Maria nel suo Magnificat, appunto, lo sentivamo, trascina gli umili, trascina gli affamati di ogni tempo, trascina anche quelli che non sentono sufficientemente presente Dio, la sua vicinanza. Noi facciamo allora nostra questa attenzione di Maria, perché non siamo qui neanche oggi per noi stessi. Siamo qui per celebrare anche la nostra fede, siamo qui per essere preghiera per coloro che non pregano e per coloro che non si sentono in festa. Perché il mondo, un secolo fa, ma anche oggi, ha molto bisogno di essere ribaltato. Nei discorsi, nelle pretese, ci mancava la guerra in Ucraina, ci mancavano i cambiamenti climatici, ci mancavano tante cose che magari un secolo fa da queste parti non avevano, però il mondo ha bisogno di essere ribaltato, perché è importante che ci ricordiamo che anche Dio vede le cose in maniera un po' diversa. E allora, ad esempio, non si può magnificare Dio o fare festa oggi ed essere sempre ingiusti o disonesti. Non si può benedire, magnificare Dio ed essere superbi. Non si può magnificare Dio e fare la guerra, giustificandola in qualunque modo. Non si può magnificare Dio ed essere tutti contro tutti, anche delegittimando il pensiero degli altri o sminuendo il bene che gli altri fanno quando sono diversi da noi. Non si può venerare Maria come facciamo oggi e abituarsi a qualunque comportamento che non abbia il sapore del Vangelo, mentre invece ci accorgiamo che più la nostra vita cerca perlomeno di essere vera, più la nostra fede, il nostro Magnificat hanno senso. E magari preghiamo anche Maria, e concludo veramente perché poi qualcuno di noi è al coperto e seduto, qualcuno invece sta in piedi e sotto il sole, preghiamo Maria perché non siano proprio la paura, il disagio, l'incertezza che ci caratterizza spesso a guidare i nostri giorni, i giorni della Chiesa, i giorni della società civile. Il Signore ci risparmi la guerra, non ne abbiamo bisogno. Il Signore ci risparmi il cattivo tempo, il Signore ci risparmi anche la stupidità di tanti, va anche detto. Il Signore ci regali dei giorni buoni e oggi con molta semplicità vogliamo chiedere questo al Signore,
Poi se le mie parole vi servono, bene, altrimenti non importa. Però che ci sia oggi la nostra preghiera, Signore, ti dico grazie perché, come Maria, e magari ti chiedo di regalarci giorni buoni e ti chiedo anche quest'altro, che non passi questa giornata, speriamo, di sole e di festa senza che ci sia forse questo motivo di ringraziamento e di preghiera che ciascuno a modo proprio prova a presentare al Signore. E ora anche le parole della nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. E ora, fratelli e sorelle, per mezzo di Cristo risorto, vogliamo presentare al Padre la nostra supplica. Ci affidiamo alla Madonna del Piave nella festa dell'Assunzione. E ad ogni invocazione ripetiamo insieme: per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per il Papa, i Vescovi, i sacerdoti, perché il Signore li benedica e non faccia mai mancare alla Chiesa pastori fedeli e santi. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per le autorità civili e militari, le rappresentanze delle forze armate, perché il Signore doni la forza di custodire e difendere il bene prezioso della pace, per la serenità delle nostre case, per la prosperità della nostra terra, per il bene dell'Italia. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per i drammi di questo tempo, le guerre, l'aborto, la pandemia, le separazioni delle coppie, la violenza tra i minorenni, la scarsità di materie, la crisi climatica, la siccità, il costo dell'energia, le morti sul lavoro. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per coloro che deturpano la santità del proprio corpo, apri una breccia nel loro cuore, far percepire loro quanto sia grande il gesto che esprime un amore autentico e trasmette la vita. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per i nostri paesi di Caorera e Marziai, perché sull'esempio di Don Gaetano Tramet, che salvò la statua della Madonna del Piave, rinnovino la devozione e la preghiera alla Vergine Maria. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore.
Ti presentiamo, oh Padre, anche tutte le nostre intenzioni di preghiera, anche quelle che crediamo di non avere, di non custodire nel nostro cuore. Conferma i nostri propositi di bene, benedici con la tua provvidenza questi tuoi figli che anche oggi si affidano a te per intercessione di Maria Santissima. Tu vivi, tu regni, tu ami nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli, sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio, questa nostra giornata, siano graditi a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, valore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode, e per intercessione della Beata Vergine Maria assunta in cielo, i nostri cuori ardenti del tuo amore aspirino continuamente a te. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito, In alto i nostri cuori. rivolti al Signore, Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. è cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in cielo. Segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra, risplende come primizia e immagine della Chiesa chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro, colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il tuo Figlio. E noi, uniti ai cori degli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo
offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, in particolare dei caduti di tutte le guerre, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ora osiamo ripetere la preghiera che Gesù ci ha insegnato e affidato, pregando anche gli uni per gli altri, anche per chi in questo momento avesse maggiormente bisogno della preghiera di tutti, e ciascuno provi a portare quello che è, quello che sa, il luogo da cui proviene, la professione che esercita. Mettiamo tutto con docilità nella preghiera del Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, guarda alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Per ricevere l'Eucaristia ci saranno 2 ministri, uno qui davanti all'altare e un altro nelle gradinate. Ci si avvicina a quello più prossimo. Padre Santa, il Creator, da ogni macchia ti serbò. Sei tutta bella nel tuo splendor, immacolata noi ti acclamiamo. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Tanto pura Vergine sei, che il Signor discese in te. Formasti il cuore al Re dei Re, Madre di Dio, noi t'acclamiamo. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Hai vissuto con il Signor in amore ed umiltà. Presso la croce fu il tuo dolor, o mediatrice noi t'acclamiamo. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.
Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della salvezza, fa che per intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, giungiamo alla gloria e alla vita che tu prometti. Per Cristo nostro Signore. Preghiera del lagunare. Dio, onnipotente ed eterno, cui danno gloria il cielo, la terra, il mare, ascolta la nostra preghiera. Tenendo alta la nostra bandiera sulle lagune, forti del nostro leone alato, promettiamo amore e servizio alla patria, nel ricordo del sacrificio di chi è caduto perché noi vivessimo in un mondo più libero e più giusto. Donaci, o Signore, la forza di custodire e difendere il bene prezioso della pace e la gioia di dare il nostro contributo per la serenità delle nostre case, per la prosperità della nostra terra, per il bene dell'Italia, e così sia. E ora andiamo a concludere questa porzione di giornata perlomeno con la benedizione nella forma solenne, che sia per tutti e per ciascuno, per chi rappresenta qui le amministrazioni, per chi rappresenta in qualche modo le forze pubbliche, per chi rappresenta il servizio alla comunità civile, per chi esprime corpi che magari hanno anche avuto a che fare con la tragedia della guerra, e il Signore sia per tutti e per ciascuno motivo di consolazione. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato da Maria ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo, per intercessione di Maria, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la solennità dell'Assunzione di Maria, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Magnificate il Signore, rendete grazie al Signore con la vostra vita. Buona giornata, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Così possono avvicinare le autorità che vogliono rivolgere qualche parola di saluto. Porto i saluti dell'amministrazione comunale di Quero Vassa alle autorità civili, militari, religiosi e a tutti i presenti. Quest'anno si è deciso di dedicare la festa della Madonna del Piave ai lagunari, una dedica doverosa, vista la vicinanza del nostro territorio alla provincia di Venezia. Pensate che il nostro centro culturale è dedicato a Bice Lazzari. Abbiamo qualche lagunare anche nella nostra provincia, ma pochi. E so che è presente una bella delegazione che vedo e la ringrazio e do il benvenuto. Come purtroppo sappiamo tutti, l'Europa sta vivendo un momento buio della sua storia, in quanto dopo 77 anni di pace abbiamo una guerra in corso e onestamente io non capisco i veri motivi e non riesco a spiegarmi come nel 2022 in Europa fratelli possano uccidersi tra di loro, per qualche misero interesse economico o per la sete di potere di qualche persona. Questo ha delle ripercussioni forti anche in territori diversi dall'Ucraina e dalla Russia, non solo europei ma anche africani, innescando un circolo vizioso poco confortante. Il mondo sta cambiando, gli equilibri mondiali stanno cambiando, il clima sta cambiando, il lavoro sta cambiando, ci chiedono sempre di più per rimanere fermi o per andare avanti di poco, tante complicazioni inutili, tanti balzelli burocratici, aumenti dei prezzi ingiustificati, bollette esagerate e tutto questo si riversa su tutti noi. Negli ultimi anni poi sono passati i messaggi politici a livello nazionale che non aiutano a costruire una nazione fondata sul lavoro come recita la nostra Costituzione, ma una nazione fondata sui bonus e su altri tipi di aiuti che di certo non aiutano la nostra classe imprenditoriale, che è la spina dorsale di questo paese.
Ovviamente non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, tanti aiuti sono corretti e sacrosanti. Il problema è che sembra passare un messaggio che disincentiva il lavoro, che è il vero motore per mandare avanti tutta la baracca e che consente di erogare servizi sempre migliori a tutti noi e di conseguenza aumentare la qualità della nostra vita. Bisogna anche lavorare molto sul potere di acquisto delle famiglie, che in questi anni ci ha impoveriti tutti e ci si accorge tutti i giorni, ma soprattutto quando dobbiamo fare delle spese importanti. Io non ho la ricetta per risolvere la questione, ma di sicuro non saranno i bonus a salvarci, ma riforme strutturali importanti. Malgrado tante cose negative, io continuo ad essere positivo, perché vedo tanta buona volontà di fare dei nostri imprenditori, del comparto pubblico, delle nostre associazioni. E noi nel nostro piccolo cerchiamo di essere un po' l'anello di raccordo delle varie figure e cerchiamo di mettere tutti in grado di operare nel migliore dei modi. Oltre a tenere in ordine le nostre zone artigianali, negli ultimi anni abbiamo dato aiuti concreti, seppur piccoli, alle attività di vicinato, alle associazioni, ed abbiamo intrapreso progetti ambiziosi in ambito turistico. Siamo riusciti anche ad intercettare 1,6 milioni dei fondi del PNRR per la realizzazione di un punto FAI a Quero. Abbiamo trovato i fondi per fare almeno 2/3 della pista ciclabile che passerà anche qui a Caorera. Abbiamo tenuto le imposte comunali stabili, non abbiamo mai messo la Tasi grazie alle maggiori entrate provenienti dalla fusione e dalla unione con il comune di Alano di Piave, che permettono anche di generare notevoli investimenti sul territorio. Il prossimo anno cercheremo di spiegare l'importanza della fusione con Alano di Piave, lasciando un po' in disparte la logica dei campanili e focalizzando invece quella dei servizi e degli investimenti sul territorio. Ormai se non si è un minimo strutturati non si va da nessuna parte. Poi l'ultima parola spetterà ai nostri cittadini. Il progetto delle baie che avevo nominato l'anno scorso si è concretizzato e per chi è interessato sono a disposizione a noleggio su varie attività del territorio. A breve si finirà anche di installare i vari punti di ricarica. Stiamo lavorando assieme ai comuni limitrofi, che ringrazio per la presenza, per rendere il territorio appetibile e fruibile con giri in bici, a piedi, a cavallo, in montagna, nei nostri paesi e nel fiume Piave, con la posa di segnaletica dedicata, con la realizzazione di itinerari e pubblicizzazione, con invogliare le nostre attività turistico-ricettive a crederci ed investire in questo senso. Speriamo di vedere per la prossima stagione estiva una gestione professionale del Parco della Madonna del Piave qui sotto, come abbiamo fatto per Schievenin, perché l'area è molto bella ed ha grandi potenzialità. Basta vedere il flusso costante di tutti i fine settimana estivi per capirne l'importanza. Ci tengo anche a sottolineare che tra le tante opere pubbliche che abbiamo fatto siamo riusciti a tenere il presidio dei carabinieri nel nostro territorio, in quanto la caserma di Quero ha bisogno di una ristrutturazione completa, facendo un accordo con la parrocchia che ci ha concesso la canonica di VAS in comodato gratuito e realizzando le opere necessarie per renderla funzionale e sicura come caserma, lavori interamente finanziati dal comune di Quero VAS, dalla provincia di Belluno e dal BIM Piave. Colgo l'occasione per ringraziare la Proloco di Caorera che rende possibile da sempre questa ricorrenza. Ringrazio l'associazione Il Poiat che oggi ci offre il rinfresco presso la propria sede in piazza Marziai. Ringrazio la Filarmonica di Lentiai che ha lietato e dato solennità alla cerimonia. Ringrazio i lagunari, ringrazio tutte le forze armate presenti, ringrazio i vigili del fuoco, ringrazio Don Gabriele e il vicario generale di Padova, Don Giuliano Zatti. Ringrazio l'autorità civile e grazie a tutti voi per la significativa presenza. Viva l'Italia e viva le forze armate! Buongiorno, voglio rivolgere un saluto alle autorità civili e militari presenti, a Don Gabriele che ho conosciuto la settimana scorsa e al vicario generale Don Giuliano che l'ho conosciuto questa mattina. Grazie. Un grazie alle associazioni combattentistiche d'Arma, alla Proloco e a tutti i cittadini intervenuti. Quando ho ricevuto l'invito dal presidente della Proloco, il signor Zanella, e ho letto la storia della Madonna del Piave che sinceramente non conoscevo, mi ha molto colpito. E ho detto qui a Caorera ci dobbiamo proprio andare. E oggi siamo qui a onorare la Madonna, Regina della Pace, e ricordare i caduti per l'Italia.
Aver ricevuto la dedica di questa festa per noi è un grandissimo onore e ne siamo orgogliosi. Di questo ringrazio il Presidente Walter Zanella e il direttivo della Proloco. Devo dire due parole su chi siamo, perché magari qua ci conoscete poco. Parliamo dei lagunari. Il contingente lagunare, come lagunari, prendono via nel 1951. La funzione principale era quella di proteggere le coste lagunari e paludose delle Venezie e dell'Alto Adriatico delle eventuali minacce anfibie provenienti dai vicini paesi del Patto di Varsavia, nonché di effettuare l'aggiramento anfibio sul fianco del settore italiano lungo l'Adriatico. Questa era la funzione iniziale e per tanti anni. Negli ultimi anni i lagunari sono stati impegnati in missioni di pace in moltissimi posti all'estero, in Bosnia, in Kosovo, in Iraq, in Afghanistan e in Libano, rientrati proprio venerdì scorso. Come associazione noi siamo nati nel 1983 ed oggi conta 37 sezioni con oltre 3.000 iscritti. Maggior parte di questi sono veneti. Noi riteniamo che il modo migliore per mantenere vive le nostre tradizioni ed il culto della patria sia quello di operare per la comunità del nostro territorio, ed è per questo che siamo costantemente impegnati in attività sociali e di protezione civile. Concludo ringraziando ancora una volta per l'ospitalità e complimenti a tutti gli organizzatori per questa meravigliosa festa della Madonna della Pace. Grazie di cuore a tutti. Buongiorno a tutti, indosso la fascia di sindaco, ma oggi sono qua anche a rappresentare la provincia di Belluno. Don Giuliano prima ci diceva che ci siamo ritrovati da più province, da più zone, però ecco, lo spirito che ci accomuna oggi è quello di fare comunità attorno ad un evento, ad un ricordo della Madonna del Piave che ci ha unito, e insieme alle associazioni d'Arma che ringraziamo proprio per quello spirito che le rende nobili, in quanto sono impegnate, come diceva prima il Presidente dei Lagunari, in tutte quelle attività sociali che sono fondamentali per la nostra comunità. Ringrazio anche Don Giuliano perché nella sua omelia ci ha dato begli spunti di riflessione che abbiamo fatto nostri e che ci serviranno proprio anche in futuro. Che dire, questa è una festa che è una tradizione per le nostre per la nostra provincia, per le nostre comunità, piccole comunità, ed è caratterizzata proprio da uno spirito che accomuna. Io credo sia proprio fondamentale per le nostre piccole comunità ritrovarsi, e queste occasioni servano anche per accrescere le nostre piccole comunità. Come provincia cerchiamo di essere vicini a quelle che sono le esigenze dei nostri comuni. Prima Christian ci diceva che abbiamo finalmente trovato la quadra per quanto riguarda la caserma dei Carabinieri, che non può per questioni proprio strutturali rimanere a Quero, ma che sarà portata qui a Vassa. Ecco, anche la provincia ha dato il suo contributo. La provincia è vicina proprio a tutte queste attività che danno lustro ai volontari che si impegnano. Mi associo ai ringraziamenti, al lungo elenco di ringraziamenti che è stato fatto da chi mi ha preceduto. Un grazie veramente di cuore e buona continuazione, buona festa a tutti. Ora ci sarà uno scambio di doni e subito dopo ci portiamo verso la piazza di Marziai seguendo la statua dell'immagine della Madonna.
abbiamo portato il nostro crest, i lagunari della nostra associazione, il gagliardetto della nostra sezione, e questo è un libro dell'associazione, praticamente dell'associazione Dalma dei Lagunari, dai fanti del mar, perché noi deriviamo dai nostri fanti del mar. Questo magari lo leggete, è un po' la storia dei lagunari. E noi ricambiamo con una targa con l'immagine della Madonna del Piave e una dedica ai nostri amici lagunari. Grazie di essere intervenuti. Grazie mille. Grazie. Grazie a tutti, grazie. Volevo ringraziare anche qualcuno che non c'è, cioè Don Sisto, che penso stia in questo momento pregando a distanza, ecco, con noi e per noi.